Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, che forma e sa la nostra. Brescia in tavola anche oggi, sempre più Brescia, sempre più tavola con la nostra Federica. Cosa ci prepari oggi? Buongiorno. Cosa ci prepari, cosa ci insegni oggi? Anche gnocchi alle erbette. Gnocchi alle erbette. Buonissimi e semplicissimi. Sì. Ambion si che le lungo. Allora, pegnato, fon boer l'acqua e fon le sale nostre erbette, acqua salata ovviamente. E tenuto il recipiente, gunde metter la nostra bella farina bianca. Sì. Aggiungiamo le nostre erbette cotte, però strissate e tritate finemente. E una bella manciata di formai grattata, bella abbondante. Sì. Mettiamo le nostre spezie e la nostra noce moscata, ok? Sì, tutto qua dentro. Sì, te le dite. Sì. Bagniamo l'impasto con l'acqua tiepida piano piano a piccole quantità. Quantità. E intanto amalgamo. Ma Sì. amalgamo fino a raggiungere una consistenza media. Sì. Madonna. Che? Cosa? Ma sei pazza? Cosa? Oh, se me lo dico, ho visto un sorec. Che cosa hai visto? Sei spavento, un sorec. Un chi? Ma se mia cosa è il sorec? Ma che bontà! Ma che bontà! Ho bisogno di una persona brava e bella come te che mi dica che cos'è il sorec. È un topo. Ah, un topo il sorec. Sì, è come la sorga, più piccolino. Tu l'hai visti mai i sorec? Sì, Ma sì, tu sì. sei una di quelle che quando vede il sorec strilla? No, scappo e basta. Non ti metti in piedi sulla seggiola? No. Dio, tu c'hai paura dei sorec? Sì. Sì. È abbastanza schifo, no? E se tu invece dovessi vedere un sorec, che fai? No, non ho particolari reazioni. C'è anche che magari qualcuno che lo piglia e lo fa fritto in padella, a chi piace. Sorec e il topo, questo è quello che almeno ci dice la nostra Alice. Non te ne intendi di sorec? So veramente poco. Cosa sai in dialetto? Che non sia una parolaccia. Gaina sì, una nuova parola in dialetto. Che cos'è? Cosa significa in gaina? È carico, pronto, può scatenarsi. Davvero? C'è sempre da imparare da sti giovani. Il topo, è il sorec, è il topo, buongiorno, dai. aspetta te, Andiamo avanti, io vai che avanti. tanco. Vai avanti! Allora, non si restato, ok, allora, gonde c'ha panna, pignato, che le buone da fatteta, insomma. Una pentola che sa far tutto, che caspita stai Una dicendo? pegnato capace, vuole fare intelligente, giro che ho studiato da poco. Vieni sito dai, pignato, bollore l'acqua. E lì cominciamo a calare i nostri gnocchi. Gira oltre, ciappiamo già e là piano piano i fanno a detter. Man mano i ve a galo e tiro un filo con un bel mestolo forat perché sennò si spacca piano piano e mettiamo nella nostra bella terrina. Un po' la oltre e tiro un filo. Quando io tiro il ferro, mettiamo insieme al nostro bel formai grattato e il burro versato che gonfa prima. Ok? Fantastici. Pronti? Via! Via, tutti a cena a casa tua. No! Grazie, alla prossima, ciao! Ma che bontà! Le ricette e le puntate di Brescia in tavola sul sito internet bresciaintavola.com.